Sesta corsa, pochi ma buoni in questo centrale di 4 anni. Sono in 5 partenti, 1 Corsaro Nero Fonto, Roberto Vecchione, 2 Compilation, Lorenzo Baldi, 3 Colosseus, Alessandro Gocciadoro, 4 Intrepid Turgot, Marco Stefani, 5 Cole K del Ronco, Emanuele Masoero. Stacco della macchina, parte prudente Colosseus, veloce Intrepid Turgot, va all'attacco di Compilation. Cavalli sulla curva, insiste all'esterno Marco Stefani, poi intanto vediamo Corsaro Nero Fonta alla corda. Passa il cavallo francese ed è il battistrada davanti a Compilation. Ora si mette sulle gambe Colosseus. Andrà probabilmente a chiedere strada, vedremo. Intanto i primi 200 in 14,9, ora ha rallentato il ritmo. Marco Stefani col figlio di Ridi Cash, Colosseus ottiene ovviamente strada ed è spesa zero al comando dopo 400 metri in 34. Colosseus rompe improvvisamente Intrepid Turgot, cavallo 4, Intrepid dal carattere Turgot, non facile, squalificato. quindi in vantaggio Colosseus, poi sta avanzando, riesce a passare in seconda posizione Emanuele Masoero con Colle K del Ronco, intanto 45 secco i primi 600 metri, a una decina di metri segue Compilation, poi Corsaro Nero Font, un po' sgranato il quartetto. Ora un 14,5 qui davanti alle tribune da parte di Colosseus, 59,5 il primo giro. Ora Cole e K del Ronco è a diretto contatto del battistrada, un po' più indietro Compilation, al che sposta all'esterno Roberto Vecchione con Corsaro Nero Font, chilometro in 1,14,4. Sempre in controllo il figlio di Raja Mirci che conduce davanti a Cole K del Ronco, poi Corsaro Nero Font che esce all'esterno ma reagisce Compilation. Intanto Colosseus allunga e prende vantaggio, siamo a metà dell'ultima curva, si distende molto bene Colosseus, davanti sempre a Cole K del Ronco, ultima curva passata in 14,4, retta d'arrivo, padrone della situazione Colosseus che viene stappato addirittura in retta d'arrivo mentre finisce molto bene Corsaro Nero Fonta a prendere il secondo su Cole K del Ronco, più indietro Compilation. 1,13,3 la media al chilometro, 29,1, 29,2, 58,3 il giro finale, la vittoria per Colosseus che dopo l'ultimo errore è tornato alla vittoria molto facile oggi qua a Bologna. Colosseus, Alessandro Gocciadoro ovviamente alla guida al training per i colori della signora Francesca Gargiulo, mentre buon secondo Corsaro Nero Font davanti a Cole K e Ronco e Compilation.